Amici del canale RCM, buongiorno a tutti. Ci troviamo in compagnia di Valentina e di Giovanni per il secondo appuntamento, la nuova edizione dell'Hippie Music Day. Vi ricordate l'anno scorso che è stato un successone, è stato un festival bellissimo e loro hanno deciso di organizzare la seconda edizione. Ciao carissimi, Ciao grazie Ciao Maurizio. per Maurizio. avermi ospitato qua a casa vostra, che è bellissima. Ecco, Valentina e Giovanni, raccontatemi un pochettino della seconda edizione. Sì, allora siamo arrivati alla seconda edizione perché la prima edizione è piaciuta molto. Non dico che sia stato un successo, insomma, non lo possiamo dire noi, facciamo dire alle altre persone. Però è stato un successo, è stata una bella opportunità di incontro soprattutto. Le persone per tanti mesi anche dopo hanno continuato a dirci, ma sai, quel giorno io ho incontrato tante persone che non vedevo da 15-20 anni. Belle energie si sono create e quest'anno, diciamo, usciamo con un'edizione un po' rinnovata. Prendiamo sempre in prestito gli ideali di quel periodo, degli anni 60-70, i testi di quelle bellissime canzoni, però riusciremo quest'anno a coinvolgere tante più persone, tanti settori, tanti argomenti. Le novità sostanziali saranno che avremo una porzione di parco più grande rispetto all'anno scorso, quindi quasi 6 ettari anziché 4,5. Saranno 2 giornate intanto, non una giornata. Ecco. Il taglio, poi ce lo spiega meglio Giovanni, riusciremo a dare un taglio a questa seconda edizione ancora un po' più spirituale. Ecco, Quindi non solo musica non stop, sia nazionale che internazionale, tra l'altro ci saranno degli ospiti che arriveranno oltre oceano, che meraviglia. quindi tedeschi, inglesi, Australia no, Australia no, anche italiani, un gruppo anche originale di quel periodo, ancora non anticipo niente, artisti italiani, sardi, insomma ci sarà un po' di tutto dal punto di vista musicale, è più esperto magari Giovanni, vi dà più dettagli. Però abbineremo anche una parte olistica che sarà molto più complessa rispetto e più articolata rispetto all'anno scorso, con musica, quindi avremo due palchi, uno molto grande che sarà il solito 120 metri quadri dove si esibiranno gli artisti con diciamo la musica rock tra virgolette, ma non solo, e un altro palchetto invece più piccolo nel settore olistico, e lì succederanno delle cose belle, insomma. Stiamo predisponendo proprio in questi giorni, concludendo il programma che è molto vasto e molto denso di molte attività, quindi non solo musica, ma anche intrattenimento, sia per i grandi che per i piccini. Ci sarà molto artigianato, anche di alto livello, ehm, florovivaisti, quindi fiori e piante, arti e mestieri antichi, scambio di vinili, Ecco, mostre d'arte, fumetti. fumetti, se riusciamo a portare anche i fumetti, lo scambio dei fumetti, la vendita dei fumetti, diciamo, Ma che bello. da collezione. E poi artisti che arrivano da fuori che faranno delle cose particolari, non si sono mai esibiti non solo in Sardegna ma anche in Italia. Quindi tantissime le novità e tantissime le persone coinvolte. Ecco, come si articolerà? L'ingresso è dalla mattina alla sera, possono sostare quanto vogliono, possono rientrare con un biglietto. Come funziona? Ecco, oppure dovete ancora programmare questa No, no, fase? funzionerà così che ci sarà un biglietto, una persona può acquistare un biglietto per un'unica giornata in base al programma perché sarà online fra 10 giorni. Ecco, Ecco, fra 10 ecco. giorni i biglietti saranno già vendibili al box office dal 14 di gennaio, proprio per l'evento, ricordiamo che è il 22 e 23 giugno, quindi Ecco. subito dopo il solstizio estivo, quindi avremo delle giornate molto lunghe di luce fino alle 9:30, alle 21:30. Quindi diciamo i visitatori possono comprare, acquistare un unico biglietto per una giornata o sabato o domenica, oppure un biglietto diciamo che costa diciamo di meno che acquistarli due Certo. separati per l'intera giornata, perché il programma appunto è molto vasto, è densissimo, quindi dalle 10 del mattino fino a mezzanotte ci sarà una marea di attività e quindi molte attività si incastreranno tra loro, tra l'altro, quindi uno dovrà anche decidere, una persona dovrà Eh decidere sì, se vedersi magari un gruppo musicale oppure seguire un corso, un workshop, un certo. seminario piuttosto che un altro mini concerto magari
di musica a 432 Hz che Ecco, cura l'anima, che cura il nostro bellissimo, corpo, bellissimo. oppure un trattamento olistico, insomma, quindi ci sarà tanta scelta. Appunto il 14 gennaio, perché così presto? Eh, Così presto perché giugno, insomma, qualcuno si programma le ferie, quindi i biglietti per venire in Bene, Sardegna. Aspettiamo tanti turisti che arrivino anche da fuori certo. e hanno la possibilità così di fare i biglietti magari con un prezzo ridotto, ecco. Ecco, ma infatti noi per far conoscere anche questa attività, il canale RCM sarà a completa disposizione vostra, quindi ci sarà una playlist che potete già trovarla, IP Music Day 2024, e lì piano piano ogni settimana vi daremo delle notizie importanti sulla manifestazione e la sua progressione. Ecco, Giovanni, se vuoi anche tu dire qualcosa riguardo la parte artistica. Per quanto riguarda la parte soprattutto musicale, non c'è una ripetizione dei gruppi della musica della prima edizione. Sì, un paio di gruppi si ripeteranno perché comunque piacciono, c'è stata una richiesta, molte persone A vogliono grande rivedere a richiesta. grande richiesta, però dice c'è un cambio di musicisti, quindi per rendere anche più vivo e più interessante la partecipazione alla seconda edizione. Quindi cover band sempre di musica in quel periodo. Rispetto all'anno precedente ci sarà anche un revival della musica italiana, dei gruppi rock sempre degli anni 60-70. Ci saranno artisti importanti, ci sarà Ronnie Jones, ci saranno i Pentagle, che è un gruppo folk, jazz blues degli anni 60-70 inglese, ci sono un artista inglese che suona Land Pan, ci sono un gruppo tedesco, e poi abbiamo voluto inserire anche, dare un piccolo spazio a due gruppi sardi locali che fanno rock e blues, loro. Uno mi ci è piaciuto anche perché è un gruppo che si chiamano i Gola Secca, fanno un rock Fiabesco, fiabesco, molto particolare. interessante. Bravi, ci piace l'idea, ecco perché non abbiamo voluto chiamarlo ricordando Woodstock, Certo, perché non volevamo più limitarlo solo a quel concerto. esatto, esatto. Sì, diciamo che la musica di quegli anni è sempre preponderante, però lo spirito, ecco, lo spirito di È quegli più anni, ampio. È- riportarlo anche ai giorni nostri, certo, e capire anche di quanto è stato importante per quel periodo quello spirito, perché non può essere importante anche per certo. questo nuovo secolo che Poi ci stiamo sarà una vivendo. band che si esibirà in bicicletta. Sì, ecco, ci sarà una band spagnola, Ecco, veramente interessante, molto affascinante, che farà uno Sull'onda spettacolo particolare. particolare, della sostenibilità ambientale, che chiaro. sono temi che toccheremo anche nei seminari, la band si chiama appunto La la Dynamo Dinamo Bike, La Dynamo Bike, Bike. e quindi loro hanno allestito le loro biciclette con tutti gli strumenti Pensa un e po'. musicali, anche per cui l'impianto. anche Anche l'impianto l'impianto. audio e anche luminoso, È diciamo di incredibile, è illuminazione, quindi incredibile. in questa strada che attraversa il parco, è l'unica strada asfaltata, una piccola strada asfaltata che attraversa longitudinalmente l'intero parco, loro sfileranno sia il sabato che la domenica in orari diversi, quindi un giorno la mattina e un giorno il pomeriggio, sfileranno suonando, ogni tanto si fermano, scendono e coinvolgono molto il pubblico. Eh, e quindi teoricamente dovrebbero ricaricare le loro batterie Certo, pedalando e certo. suonando È contemporaneamente, bellissimo, è un quindi progetto sono incredibile. molto coinvolgenti. Una novità rispetto all'anno scorso, una delle novità perché ce ne saranno tante, non le sveliamo No, tutte, non tutte, no, no, no. ehm, attrezzeremo un'area con arti e mestieri antichi, Ecco, oltre all'artigianato. Ci ecco. piace l'idea di tramandare alle nuove generazioni, ai ragazzi anche di 15 anni, 20 anni, no? Tradizioni che si stanno perdendo, quindi l'arte magari di intrecciare un cestino, la lavorazione del legno, del cuoio, Che della bello, pelle, che bello. del sughero. Quindi gli artigiani, diciamo, anche la ceramica, quindi inviteremo degli artigiani, li selezioneremo, una ventina, in un luogo protetto, al coperto, dove loro realizzeranno una parte della loro filiera Certo, lavorativa e poi venderanno le loro opere. Quindi anche le nuove generazioni potranno essere attratte magari da questi mestieri antichi, magari guardandoli con un occhio del moderno, no? C'è tante persone che dicono, ah, non so cosa fare da grande, esatto. potrebbero prendere spunto, Esatto, chissà, esatto. chissà mai, Nuove no?
prospettiva. Ecco, io vi invito a stare connessi col nostro canale, perché questa è solamente l'apertura delle danze, ma a breve vi informeremo di di tante novità che gravitano attorno a questo bellissimo festival. Se volete in chiusura dire qualcos'altro, ma non spoileriamo tante cose. Sì, riguardo alla musica, sì, ci sono anche un artista che non ho accennato prima, che gira il mondo di fama internazionale, che suonerà nel settore olistico, ed è veramente interessante. Ecco, non dico il nome ancora, ci sarà nel programma, va. Esatto. Però ecco, volevo giusto aggiungere che invito tutti a essere presenti, se possibile, a tutto il festival anche la mattina, perché comunque anche la mattina ci sarà bella musica, cioè di non pensare che solo la notte ci Certo, sarà. certo. Ci siamo preoccupati perché, essendo un periodo estivo, cercheremo di proteggere dal sole, quindi ci saranno zone ombreggiate abbastanza vaste. Ecco, quindi volevo. Certo. Poi mi raccomando, la prima cosa da fare per chi non ha visto nulla dell'IP Music Day del 2023, trovate sotto in descrizione il link al canale di Giovanni e Valentina dell'IP Music Day e guardate il film Dell'edizione dell'edizione passata, passata, un piccolo perché report. è bellissimo, è incredibile, cioè vi trasmetterà quello che potrebbe essere uno scorcio di quello del 2024, ma molto, molto più ampliato quest'anno. Un'ultima cosa, diciamo, ci stiamo impegnando in tutti i nostri tempi morti, insomma, il nostro tempo libero lo stiamo dedicando gran parte all'organizzazione di questo festival e tanti amici ci stanno aiutando. Eh, cercheremo, insomma, di soddisfare i nostri amici visitatori cercando di curare le discrepanze che abbiamo notato e che si sono create al primo festival. Certo. Ci sono stati delle piccole, diciamo, mancanze da parte nostra, ma dovute sicuramente al fatto che non ci aspettavamo così tanta gente, così Certo. tanto successo, e quindi dal punto di vista della ristorazione sarà molto più potenziata, anche i servizi igienici Certo. saranno potenziati, i parcheggi saranno potenziati, stiamo già facendo gli accordi con dei contadini che ci daranno Benissimo. vaste aree proprio lì vicino Caspita, pensate un per po'. poter accedere facilmente in qualsiasi orario, insomma, del festival, sia il sabato che la domenica. Il pensiero anche con l'amministrazione è quello di far crescere ogni anno questo evento e farlo diventare un appuntamento annuale, di promozione non solo appunto della musica, ma anche del territorio e quindi dal punto di vista turistico. Ecco perché abbiamo anche spostato le date, siamo passati da settembre, abbiamo anticipato giugno. Quindi è un'occasione per le persone che arrivano da fuori, tra l'altro c'è il fine settimana, il periodo del solstizio, insomma tante cose anche a livello spirituale si può approfittare insomma di questa occasione. Benissimo, io vi ringrazio per aver organizzato questa meraviglia di festival, perché è veramente una cosa bella. Grazie Giovanni, Grazie grazie a te, Valentina Maurizio. Grazie. e state collegati. Ciao a tutti. Grazie, ciao. Ciao, Ciao. ciao.